Appena incontrato il sindaco Conte e il sindaco di Treviso, è stato un confronto cordiale, ne ho parlato anche con il ministro dell'economia, con il ministro D'Incà. Da parte del governo c'è consapevolezza di questa preoccupazione, di questo problema, e è già stato approvato in finanziaria un emendamento per fare in modo che 2 miliardi residui di competenze regionali possano essere finalizzati anche alla rigenerazione urbana, anche al recupero di questi progetti. Nel caso del Veneto, il sindaco Conte mi ha spiegato che queste risorse sono già finalizzate, quindi stiamo pensando ai residui della finanziaria piuttosto che a quel 20% di FSC che riguarda il centro-nord, per indirizzare queste risorse e poter dare un contributo concreto rispetto ai progetti della rigenerazione urbana che non sono stati ancora presi in considerazione. Quindi il governo è stato attenzionato su questo punto, ci sta lavorando. È chiaro che la scelta di privilegiare il Mezzogiorno rispetto a questo bando non è una scelta del governo, è una scelta che è stata fatta sulla base delle indicazioni di ANCI. Sì, le rassicurazioni ci daranno tranquillità nel momento in cui diventeranno poi azioni concrete e quindi vedremo arrivare i 900 milioni mancanti. Ho sottolineato come il 93% dei progetti non finanziati siano delle regioni del nord e che il Veneto ha ricevuto 29 milioni, conto per esempio i 490 della regione Campania. Quindi non è una questione di essere penalizzati, in questo caso siamo stati cancellati e ci sentiamo anche un pochino umiliati. Però il Ministro ha detto che è anche colpa dell'ANCI, dei criteri che sono stati scelti. Insomma, ANCI nazionale siede al tavolo di discussione e ovviamente pone delle regole. Poi talvolta ti rendi conto che la regola genera un problema magari dopo che esce la graduatoria, però posso garantire che il Presidente De Caro è al nostro fianco, quando dico nostro intendo i sindaci veneti, e anche oggi ha scritto unitamente alle regioni al governo perché si metta una toppa a questa situazione e soprattutto riscrivere le regole per il futuro. Ci spaventa per esempio il tema della raccolta differenziata dei rifiuti. Il PNRR sosterrà solo quelle comunità che fino ad oggi non hanno mai investito e sono rimaste indietro anni luce dal punto di vista della raccolta differenziata. La cosa che ho chiesto al Ministro però è che la soluzione deve essere trovata prima della nomina del Presidente della Repubblica, quindi le nostre fasce sono sempre pronte per fare un viaggio a Roma e qualora non dovessero arrivare le risposte, e ripeto, non vogliamo togliere soldi a nessuno, chiediamo soltanto però che le comunità venete abbiano lo stesso trattamento di quelle del sud,